felice, cioè nel senso, io quando vedo certi colori mi emoziono come adesso. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Molina, questo splendido borgo a cavallo tra Valpolicella e Lessina, e sono venuto qui per raccontarvi la storia di Cristina, che di Molina non è, ma è in questo posto che è riuscita a concretizzare il suo sogno, quello di ridare nobiltà alla lana tingendola. Il fatto di essermi impegnata per lavorare una materia come la lana, per me ha proprio significato il fatto di recuperare questo materiale che altrimenti verrebbe considerato un rifiuto speciale da smaltire all'inceneritore. Quindi la fortuna mia è stata di incontrare anche la volontà di tantissime persone in associazione di voler lavorare la lana. Poi naturalmente ci ho messo tanto del mio, quindi i colori, la scelta anche dei filati, la scelta dei prodotti, perché non è soltanto il filato, ma sono anche la maglieria, qualcosina, il recupero del feltro, quindi ho prodotto un feltro che viene utilizzato per fare ciabatte e altri accessori dallo scarto della filatura. Quindi, Hai ridato nobiltà alla lana? sì, dai. Possiamo dire così? Sì, nuova vita, dai, perché comunque la lana ha sempre avuto una grande importanza, soprattutto nelle zone di montagna. Cioè non esisteva famiglia un tempo dove non ci fosse una o due pecore. E il motivo qual era? Uno, perché dava agnelli, due, perché dava latte, tre, perché dava lana. Quindi era importante proprio per la vita delle famiglie, la pecora, la lana e tutto il resto, ecco. Ma l'attività di Cristina non è soltanto il laboratorio, quello semmai è soltanto il punto di arrivo, perché tutto inizia molto prima, a monte, dalla materia prima che lei poi tinge, ovvero la lana da una parte che viene fornita dalla pecora brogna, una razza autoctona della Lessinia che anche lei alleva, e poi dalla fibra degli alpaca, alleva anche quelli, sempre qui, nella zona di Sant'Anna del Feido. E io sono andato a fare un giretto insieme a Cristina nei suoi allevamenti, da queste creature che tratta quasi come fossero dei figli. Per la verità è partito non con le pecore brogne, ma è partito con gli alpaca. Però poi lungo la strada ho scoperto proprio questo animale e gran parte del lavoro, gran parte dei prodotti che ci sono qui sono fatti proprio con la lana di pecora brogna. Io dico sempre, però, se non avessi avuto questo colpo di matto di voler iniziare con gli alpaca, non avrei fatto poi tutto il resto. Quindi, Certo. Adesso quante pecore allevi? allora, adesso abbiamo un piccolo gregge di 40 pecore e mentre per gli alpaca adesso quest'anno con le ultime 4 nascite ne abbiamo 22 e poi insomma aspettiamo il prossimo anno. Adesso tra poco inizieranno le nascite delle pecore, per cui il numero aumenterà. Certo. E mentre invece poi per gli alpaca cresciamo lentamente, insomma ci vuole un po' più di tempo. Questo, che io ho chiamato il tuo sogno, è il tuo laboratorio di tintura. Ma queste sostanze coloranti da dove arrivano? Allora, arrivano dalla natura, nel senso, cioè io i materiali che utilizzo per le tinture sono tutti quasi prevalentemente di origine vegetale e quindi sono piante, sono foglie, radici, fiori, a seconda proprio del materiale tintorio che vado ad utilizzare. Poi ci sono comunque nella gamma delle tinture naturali anche quelle di origine animale, in particolar modo la cocciniglia che dà un rosso bellissimo e anche la Cheria lacca che deriva sempre da un insetto che è una resina che abbiamo visto prima nei pentoloni.
e sono le ricette dell'antichità queste, nel senso che tingere con la natura, tingere con questo tipo di tinture era il modo di tingere i tessuti, di tingere i filati che c'è sempre stato. L'uomo primitivo ha usato il colore per adornare le caverne, quindi il colore è sempre stato importante per l'uomo e la materia prima disponibile era proprio il mondo vegetale, il mondo animale. Ma chi è Cristina Ferrarini? Cristina è una signora che prima di avviare questa attività faceva tutt'altro, lavorava nell'ambito del commercio, un'attività che, insieme alla sua famiglia, l'ha portata a vivere per diversi anni in Alto Adige, dove tra l'altro è venuta la conoscenza con un importante allevatore di alpaca. Poi però ad un certo punto della loro vita Papa Gianfranco decise di trasferirsi in Lessinia, a Ceredo di Sant'Anna d'Alfedo, un luogo particolarmente ameno. E lì è scattato qualcosa. È scattata quella scintilla che colpisce spesso chi si avvicina alla Lessinia, quella voglia di riscoprire le tradizioni e di vivere secondo quanto la Lessinia ti suggerisce. Ecco quindi che è scattata la voglia di allevare le pecore broglie, ha conosciuto l'associazione degli allevatori e ha deciso di, come dicevo all'inizio, ridare nobiltà alla lana, questo prodotto dimenticato. E adesso l'obiettivo? C'è un obiettivo importante, ambizioso, ma secondo me perfettamente raggiungibile. Il mio obiettivo è avviare bene questa attività, è far conoscere un po' in tutta Europa il mio lavoro. Adesso sono un po' ambiziosa, no, però vedo che soprattutto nei paesi nord europei c'è più interesse verso questo tipo di lavoro. C'è molto interesse sui filati, sul ritorno del lavoro a maglia e quindi è chiaro che insomma piano piano mi dovrò proporre non solo in Lessinia ma anche un po' oltre, ecco. Le criticità sono per la tintura naturale il consumo d'acqua e io ho cercato nel mio piccolo di ridurlo il più possibile, sperimentando delle tecniche nuove, quindi sfruttando anche per esempio la tintura sottovuoto. Per esempio nella fase preparatoria della lana c'è la mordenzatura e sono passata a una mordenzatura a freddo e questo mi permette di consumare meno gas, quindi anche di risparmiare se vogliamo, però soprattutto consumare meno energia e anche il poter recuperare continuamente quest'acqua di mordenzatura, perché è un ciclo praticamente continuo, mi permette anche di consumare meno acqua. Quindi direi che il lockdown è servito a me personalmente per sperimentare, per trovare queste soluzioni. E poi si arriva al dunque, alla Lessinia, a questa terra che ha accolto Cristina, la sua famiglia e adesso questa sua nuova sfida col destino. Ed è lì che tocchi con mano la verità delle emozioni, le sue in particolare. Quanto è importante per te la Lessinia in tutto quello che stai facendo? Adesso mi fai commuovere, grazie. È importante perché c'è, non lo so, è una cosa che io sto osservando da qualche tempo. C'è un bel fermento, stiamo un po', siamo in tanti che cominciano, io dico ad alzare la testa, ma a prendere coraggio di proporre la propria identità. Io non sono qui, non sono locale, sono una forestiera arrivata da fuori, però penso che ci sia la voglia di far emergere proprio le caratteristiche, ciò che ci distingue da altre zone, da altre persone, ritornando a dare valore ai lavori un po' legati alla tradizione, però chiaro che non puoi stare fermo nella tradizione, devi evolverti, per cui c'è sempre questa chiave nuova di interpretare ciò che arriva da lontano. Ecco. E quanto è duro far questo? È durissimo, ma dà anche soddisfazione.
Insomma, l'emozione prima di tutto, vera e intensa. Ma tu sai lavorare a maglia, Cristina, vero? No, io non so lavorare a mano. Cioè, te fai la lana, ma non te lavori a maglia. Io non solo faccio la lana, do il colore alla lana e dopo dico sempre che le mie matasse deve essere qualcun altro che le deve valorizzare. Certo. Quindi, anzi, mi piace questa cosa perché... Ti ho dato un'idea, vero? Ti ho dato un'idea. Dei corsi di maglie. No, sì, assolutamente, però è bello perché poi chi lavora a maglia, ognuno mette la sua parte, quindi Certo. io arrivo fino lì, poi tocca agli altri. Grazie Cristina, complimenti per tutto quanto hai allestito. Questo è un sogno che si concretizza, che adesso deve decollare. Ciao ragazzi, se passate da Molina vedete non soltanto un borgo stupendo, ma anche una manualità straordinaria. È una passione fortissima. Grazie Cristina, sai. Grazie a te. E in bocca al lupo per tutto. Crepi sempre. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Intanto preparare a lavorare a Maya.